Assessore Zilli, la Giunta regionale ha approvato oggi le misure intersettoriali finanziarie. In pratica si tratta dell'assestamento di bilancio bis. La parte del leone la fa la sanità, evidentemente per l'emergenza che esiste. Sì, il momento difficile che stiamo attraversando aveva portato la Giunta regionale a proporre un assestamento estivo con una manovra di 40 milioni, cui sono residuati 58 milioni di avanzo che mettiamo in gioco in questa manovra autunnale, cercando di dare delle risposte ai comparti produttivi e soprattutto del lavoro. Lo facciamo utilizzando, oltre all'avanzo di amministrazione, ulteriori risorse che derivano da recuperi interni e da maggiori entrate, e questo ci permette di mettere a disposizione del sistema regionale 80 milioni circa di risorse. È vero, la parte principale, la parte del leone la fa la sanità, del resto in un momento come questo di grande emergenza Covid, dove attendiamo ancora risposte dal governo sui rimborsi, non possiamo assolutamente distrarre l'attenzione da questo tema, per cui destiniamo 50 milioni di euro per il comparto sanitario. Gli altri pilastri sono il lavoro e le infrastrutture. Sì, il lavoro principalmente perché siamo convinti che le politiche attive per il lavoro debbano avere un grande impulso anche in questa fase dell'anno, per cui abbiamo destinato 3 milioni e mezzo per i contratti a tempo determinato ed altre attività relative al sostegno produttivo. Poi abbiamo pensato ai giovani con la destinazione di 1 milione di euro per le borse universitarie per i nostri studenti, e poi per quanto attiene ancora il settore produttivo abbiamo scelto di destinare 500.000 euro per scorrere le graduatorie sull'imprenditoria femminile, altri 500.000 euro per sostenere i voucher per l'innovazione all'interno dei nostri comparti produttivi, e poi ulteriori risorse importanti per sostenere gli insediamenti produttivi dei nostri consorzi. Le infrastrutture, aggiungiamo 2.600.000 euro al pacchetto già emesso durante l'assestamento estivo, destinati alla viabilità di accesso all'ospedale di Pordenone. Attenzione viene riservata anche al turismo. Sì, anche il turismo per noi è assolutamente importante. Abbiamo ottenuto risultati soddisfacenti durante quest'estate nella nostra regione, e quindi abbiamo scelto di destinare 1.200.000 euro per i grandi eventi, tra i quali anche spicca il Giro d'Italia.